La tragedia di Valdagno scuote il Veneto, l'Italia intera. Mai come oggi quello che è accaduto è la dimostrazione di quanto il maltempo possa provocare danni irreparabili e di come ancora non si sia fatto abbastanza. I corpi senza vita di Leone e Francesco Nardon, trascinati per 15 km dalle acque furiose del Lagno fino al bacino di laminazione di Trissino, impongono una riflessione seria, anzi di più, un cambio di marcia nell'affrontare le emergenze maltempo ormai sempre meno straordinarie e sempre più abituali. E Davide Faccio, sindaco di Trissino, accorso sull'argine del bacino di laminazione dove sono stati recuperati i corpi, a chiedere che cambino le regole. Abbiamo i nostri alvei che sono veramente una cosa assurda. L'Arpega, per fortuna, il mese scorso per 4-5 km li abbiamo completamente pulita. Non vi dico la difficoltà per arrivare a fare questo, ok? E solo perché per coscienza di territorio, perché stiamo dentro al nostro paese, lo abbiamo fatto. Ma le assicuro che se qualcuno vorrebbe dire qualcosa, avrebbe trovato da dire qualcosa anche rispetto a questa cosa, perché comunque tagliamo le piante per tutta una serie di motivi che sono tutti rispettabilissimi, però poi quando succedono queste cose qualche punto di domanda dobbiamo farcelo, ok? Quindi se noi sindaci continuiamo a scrivere, continuiamo a dire bisogna tenere puliti gli alberi, bisogna che la politica si mette in testa che dentro gli alberi bisogna scavare, sportare materiale e togliere le piante, perché le piante dentro un albero non ci possono stare, punto. Ok, per me ci possono essere tutti gli uccelli, tutte le cose più belle immaginabili di questo mondo, ma poi quando succedono queste disgrazie, ok, siamo tutti pronti chiaramente a piangere. E quindi per prevenire questo dobbiamo passare attraverso i bacini, e sono d'accordo, e hanno fatto tantissimo di questo. Va dato merito assolutamente alla Regione e al Presidente, però bisogna anche mettere la Regione e noi sindaci nelle condizioni di poter scavare, pulire questi maledetti torrenti, perché altrimenti rispetto a questi eventi, ok, non ci salveremo mai più.